In diretta dalla sala B di Via Asiago in Roma, Fiorella e Baldini. Sì. Viva Radio 2. Soca. Buongiorno. Grande varietà radiofonico. 1, 2, 3, 4. Buongiorno. Dai, Via Asiago con Marco Baldini, Fiorello, con un gelato al pistacchio in mano che ci è stato portato da un nostro amico che ha la gelateria vicino Spello, mi ha detto. Da Gennaro, quindi andate a trovarlo che fa un pistacchio meraviglioso. Buongiorno Baldini. Buongiorno. Tutto bene? Sì, tutto bene. Tutto bene. Volevo salutare, abbiamo una persona qui, la moglie di un grandissimo personaggio che alla radio ha dato tanto, mi ricordo un suo programma, si chiamava Batto 4, vero? Sbaglio? Signori Gino Bramieri, come va signora? Tutto bene? C'ha il microfono. È venuta a respirare un po' di aria. Divertente questo programma. Grazie, mi alzo alle 6 di mattina per stare lì. Anche noi perché noi perché noi sono puntuale lì. Noi alle 6:30 ci svegliamo e veniamo qua alle 7, facciamo il programma in diretta. Tutte le mattine. Bravi. Grazie, e noi ricordiamo sempre con affetto il grande Gino Bramieri, grandissimo. Questa è una sigla che ci ha regalato Armando Trovaioli, pensi un po'. Beh, cominciamo oggi, avremo un sacco di cose, sono novità, giornali, articoli. Come va Cuore Verde? Come Cuore Verde? C'è qui, È uscito un articolo dove? su Donna Moderna. Donna Moderna c'è scritto: questi signori batte un Cuore Verde. Hanno fatto la classifica dei personaggi dello spettacolo più ecologisti. Ma perché? Non lo so io. Non... A sorpresa in cima c'è il Papa e Fiorello. Ma sai perché? Sì. È il cognome. È che loro pensano Fiorello, Fiore, ecologista verde. No, a me fa piacere, però voglio dire, io non è che faccio cose particolari, insomma, io inquino come tutti. Perché insomma, inquino. Sì. Magari senza cistifelle. No, l'escremento è un po' più pulito. Esatto, vedi. Che te devo dire? Ma non no, lo so nemmeno io. Inquino, non so perché. Visio prima, secondo Fiorello, terzo il Papa Benedetto XVI. Sono prima del Papa. Visio chissà perché non c'ha capelli, quindi inquina poco, fa poco lo shampoo e quindi non inquina e soprattutto non ha forfora. Vero Enrico? Esatto. Verissimo. Tu che invece dicevo. Beh, mi fa piacere comunque, ma c'è scritto in base a che cosa? Sono ecologista? Un sondaggio fra i ragazzi. Io devo essere sincero. Hanno fatto un sondaggio fra i ragazzi. Pensano chi è il più ecologista di te? Vedi? Beh, l'erba ti piace, nel senso del prato, no? Sì. Dunque. Sì, quindi l'erba, il verde. Io poi d'estate, sai che vado anche in vacanze in montagna d'estate, che mi piace molto. Vado con la piccozza. Con la piccozza e vado ai super monti per ruscelli. Io non butto mai le carte fuori dal finestrino della macchina, ad esempio, è una cosa che non faccio mai. Oppure io per svuotare la macchina fa testa coda. Se no anche non lo faccio. Io sono molto verde, però bisogna invogliare, ad esempio, per ecologista si intende anche, ad esempio, tu quando fai la doccia, no? Tu l'acqua la lasci aperta oppure apri. No, non la chiudo. Chiudi, ti insaponi, e poi apri, levi il sapone e poi chiudi. E quando la riapri com'è? Gelata, ma bisogna fare così perché se non bisogna sprecare l'acqua. La luce cosa fai tu? La tengo accesa e poi la spegni quando esci. Vedi? Ecco, questo significa, questo lo faccio io. Sono fissato su quelle cose là. Veramente. Addirittura adesso ho la doccia che si spegne da sola. Insieme alla luce. Sì, no, faccio così. Acqua! Stop! Ce l'ho col coso sonoro, ma la sono fatta. Lo sai, esiste? Sì, lo so, immagino. Delle volte quando tipo mia moglie entra da fuori, faccio acqua! Ferma! Si ferma di volte. No, non è vero. Grazie per questa considerazione da parte dei giovani. Tra l'altro siamo citati anche sulla Gazzetta dello Sport. Ah sì? Sì, perché quel pezzo di ieri che abbiamo fatto di Berzot che raccontava che erano gay tutti i calciatori dell'82, tutti da Zoff
però sai, lo diceva esatto. Senti, prima di cominciare il programma, leggi il giornale, leggi la prima pagina, prima pagina. L'ho letta lì, via i vertici dei servizi segreti. C'è questa storia, pare, perché è ancora sui giornali, che durante il governo Berlusconi i nemici di Berlusconi fossero indagati. Abbiamo con noi dai servizi segreti. Abbiamo con noi uno scoop, il capo dei servizi segreti, esatto. E qui con noi fatelo entrare. Sì, ecco, è un po' camuffato con la parrucca, certo, perché non può baffi finti. Facciamo questa intervista. Sì, sentiamo. Allora, mi fa uno strano effetto rivolgermi al capo dei servizi. Questo è uno scoop. Lei chi è? È la prima domanda. Non lo posso dire. Vabbè, giustamente, un po' di riservo. La voce, come sentite, è truccata perché... Senta, proviamo a entrare in merito a qualche notizia. Può dirci qualcosa riguardo a questo controverso caso di Abu Omar? No, un po'. Non può. Non si può dire, che non si possono dire. Vabbè. Senti, ma fra noi c'è questo accordo fra Sismi e SISD? Cosa vuole che le dica? Sono cose segrete. Non si può sapere. Vabbè. Sono veri i nomi che circolano? Quelli che sono quelli sui giornali che circolano, ci sono dei nomi. Adesso ci sono dei nomi sui giornali. Ci sono dei nomi sui giornali? Sì. Non lo sa. Adesso mi immagino che finito qua ritornerà in sede. Dov'è il suo ufficio? Le pare che io... Possa dirmi questo? Grazie al capo dei servizi segreti. È stata un'intervista molto esaustiva e bella, perché quante ne facciamo, La voce di me era male, però. Sì, mi piace, ma rimetti un attimo la voce. Dai, proviamo. Pronto? Bello. Sembri un po' l'esorcista. Sì, è inquietante. Sì, è bello. Ma gli avere una voce così davvero. Sì. Uno va alla COP, mi dà 3. Buongiorno, mi dà 3 etti di pane. Allo stadio. Esatto. Arbitra cornuta! Maria! Basta! Sì, basta! Vai. Abbiamo notizie, attenzione. Vai. Che arrivano. Andiamo. Prodi, si parla di Prodi perché Prodi, cos'è? Faccio le riforme o me ne vado? E qui sulla stampa in prima pagina. Sì. Guardate, pubblico, è vero? C'è scritto Faccio le sulla riforme stampa, o me ne vado. Il senatore Paolo Guzzanti di Forza Italia replica la seconda che hai detto. E ha riso anche Cremonesi solitamente... che noi presentiamo la nostra musica. Aspetta. Vuole fare lo stacchetto, pubblico, lo stacchetto. Vai con lo stacchetto. 2, 3, 4. Bravo, bravo. No confuso. Neanche Paolo Belli. Neanche Paolo Belli saprebbe fare una cosa. A proposito di Paolo Belli, arriverà molto presto tardi. perché sarà l'ospite della puntata. Perché pensate come siamo messi. Roberto Flema! Paolo Belli che noi vediamo tutti il sabato sera con Milli Carlucci, e qui in veste però non di conduttore, di showman, ma in veste di cantante, musicista che fa dischi, che fa, pensate, lui ha fatto il disco, non ha fatto il CD, è l'unico che oggi esce con un vinile. Ti immagini se oggi esce col vinile, dove lo suoni a casa? Non ci sono più i giradischi. Con le unghie dei piedi. Sì, che schifo. Con l'incisivo. Oppure con l'incisivo del ponte, no? L'incisivo lo metti. Sarà impossibile, non che era bello. Era bello. I dischi, quando saltava. E quando mettevi 50 lire sulla puntina, perché 100 lire è già pesante. Sì, è vero. Devi mettere la 50 lire quando saltava e non saltava. C'era 78 giri, no, quello 33, 40, io purtroppo. No, quello sì, 78, 33, 45. Bello. Beh, del resto Belli non è giovanissimo. Adesso si veste da giovane, ma in realtà Belli. No, sembra finto giovane. Ma in realtà finto giovane. Pensi, hai mai capito quanto pesa? Perché un giorno lo vedi 18, un giorno dimagrisce, diventa così, poi sicuramente il peso è più della sua età. È peggio di me, è fisarmonica. Poi è sposato, c'ha figli. Ah sì? Belli, tutti belli. Tutti, giustamente. Per forza. Tutti belli, io mi ricordo. Pensate che
io feci un'intervista, per così dire, facemmo uno show, era l'88, mi ricordo che era 14 anni, 89, mi dice un aiutante, 89, quando lui suonava ed era il leader dei ladri di biciclette, ti ricordi? Vero, poi li hanno arrestati tutti. Di biciclette siamo là. Che quella è un'altra cosa hai fatto. Sì, ha fatto la mazurka della Santa del Barone. Quindi magari poi ripercorreremo con Paolo Belli queste tappe e canteremo anche dal vivo. Sai che lui è un amante di Buscaglione, gli piace tanto Buscaglione. Beh, io adoravo Buscaglione, adoro Buscaglione. Teresa? No, ti prego. Non so un'altra. Sai quale so io questa? Vale. Eri piccola. Vuoi che te la faccio? Così. In onore di Belli che arrivano. Vai, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! Guarda come la faccio questa, così. Bisogna cantarla piano. T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, 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 così. M'hai guardato, ho taciuto, ho pensato, beh, sono piaciuto. Eri piccola, 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 così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora col terrore. M'hai stregato, t'ho creduto, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, 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 così. Orchestra. T'ho viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, 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 così. E cretino sono stato, anche il gatto m'hai venduto. Ma eri piccola, 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 così. Tu fumavi 1000 sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo spappolato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, sei scagliato, 4 schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato, la pistola m'hai puntato ed un colpo m'hai sparato. Ah sì, Cremonesi, pistola, è così, e spara. La contraerea, la spara. Spara, spara ancora, spara, e spara, mitragliami. Beh, se non ti sparavo io, mica morivi te, che cavolo, e allora? E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così. Che sparatoria che c'è stata, Lei che ha sentito in macchina che si è ribaltato sicuramente. Beh, lui è un amante poi ci canterà magari Guarda che luna, che ne so, lui le sa tutte. Ma attenzione, perché adesso ci collegheremo velocemente. Con un caso di cronaca, Sì, con un caso di cronaca. Caso di cronaca, non so se sapete di quel comando di banditi armati che qualche giorno fa leggi la notizia. Ha assaltato una navetta che stava conducendo l'equipaggio all'Italia dall'hotel all'aeroporto di Capodichino. Ora ci colleghiamo con Napoli perché pare che abbiano preso il capo di questa banda di malavitosi, è stato catturato. Il dottor Improta è in collegamento con noi.
Sentiamo se c'è il dottore Improta. Sì, pronto? Ecco, sento il dottore Improta, perfetto. No, per favore, no, guardi, non Dottor possiamo Improta, dire nulla. ci può dire di chi si tratta? No, non possiamo dire nulla, sulle indagini c'è il massimo riservo. Ma ci dica il nome del capo della banda almeno. No, mi spiace, non possiamo rilasciare nessuna dichiarazione. Guardi, eccolo, lo stiamo trasferendo ora per l'interrogatorio. Chi Per serve? favore. Sentiamo. Lasciatemi sbirri, allora! E non è mica colpa mia, me l'ha detto Cuccia. Ma come, Oh, ragazzi, Gianni? forza, Gianni, dai. mi ha detto vai a prendere il pulmino, l'ho preso. Vabbè, ma capisci? mica con le pistole. Sono Gianni Morandi, come ma state, ragazzi? Bene, grazie. Tu vabbè. mica bene, Ho aperto una banca del seme a Monghidoro. Queste cose, dai, non è Pensa, vero. l'unico donatore è Enrico Cremonesi, lo sapevi? Così faccio nascere tanti mostrini piccoli e veloci. Me l'ha suggerito Cuccia. È sempre il tuo autore, A proposito, la sega elettrica ce l'ho, è l'albero secolare che mi manca. Sono veramente cattivo. Lo sai che ieri sono andato di nascosto a fare il centralinista di telefono azzurro? Ah, vedi una cosa buona, Ogni volta che telefonava un bambino per chiedere aiuto io gli sbattevo il telefono in faccia. Ma Sono cattivo. Grazie Cugia, ti amo per questi consigli che mi dai. Bravo. Sono io, l'eterna carogna. ragazzi. Infatti lo sappiamo. Lo sai che ieri sono andato alla cerimonia di una cremazione? Ale, dai, vai avanti. Sai cosa ho fatto? Vuoi sapere cosa ho fatto? Cremazione già, immagino. È una cosa che mi ha consigliato Diego, sai chi Diego? Sì, Cuccia, il tuo Sai autore. cosa ho fatto? Cosa hai fatto? Quando è finita la funzione della cremazione, Sì? ho acceso un ventilatore. Ma che brutto, proprio immagine, orribile. Scusa. Vabbè, se uno deve essere cattivo è quello. Sì. L'eterno bastardo, allora cos'è? Certo. È quello, sono un cattivo vero, lo sai? Sì. La telecamera ce l'ho. E Baldini per fargli la rettoscopia che mi manca. Ma perché? Ma dai. Ma sei proprio cattivo, vero? Non avessi più tre, sono cattivo. Si sente. Sai, a Monghidoro ho fondato una nuova setta satanica. Pure? Sì, le bestie di Gianni. Ma dai. Un attimo. Telefono? Aspetta. Pronto? Stiamo chi è? Uè, Diego, ciao. Ah, Cuccia. Sì, dimmi. Mi piace. All'aeroporto ci vediamo? All'aeroporto, a far che? Senti, ma hai noleggiato il bimotore? Che roba è? Le mappe le porto io. Che mappe? Sì, no, il bersaglio l'ho individuato. Ma dai, che bersaglio. Vabbè, io porto il diserbant, esatto. Però, esatto, qualche bel prodotto chimico irritante. Magari una bella sacca di pidocchi. Ma che schifo, ma che fai? Che dovete farci? Così passiamo sopra al campo nudisti, poi buttiamo. Ma dai, ma che schifo. A quelle passere, No. quegli uccelli al... Bene, grazie a Gianni Morandi. Ma che cattivo, ragazzi. Bombardamento ecologico proprio. Che devi fare? A proposito di Gianni Morandi, ricordiamo che oggi Gianni Morandi è ad Andria. Col tutto il programma, sai che c'è il programma giovedì, si intitola Non facciamoci prendere dal panico. E indovinate chi ci sarà ospite stasera? La nostra Gabriella Germani, infatti non è qua, doveva essere qua oggi, invece è con Gianni, ragazzi, chissà cosa fa. Credo che faccia la Bellucci e mi ricordo cosa faceva, voi sapete qualcosa? La Qui? Bonino? No, Può darsi, non c'è nulla. A Mussolini Campo niente. di nulla, lo sapete, voi lo dovete sapere, ragazzi. Una tacca proprio, niente, campo zero. Tac, piatta qui, proprio. E la Venier. Ok. Volevo ricordare l'autore di Risio che è pieno di brillantini in faccia. Ma si sa, lui essendo perché abbiamo attempato il tavolo- Playboy abbiamo succede. il tavolo sai. con vediamo se abbiamo notizie. Vediamo. Agenzie che arrivano? Il ministro dell'interno, Amato, dichiara il fatto che insieme a Paolo Belli non ci siano più le biciclette è un chiaro successo delle nostre forze dell'ordine. Quindi, caro Belli, vogliamo andare con la nostra canzone? Sì, dai, grande quale? successo, a parte che a Patte, ho detto senza Parte va bene, succede.
Partono le R. Stiamo a parlare. Eccolo. Vero, scusi, dottor Costanzo. Non volevamo. Sai che potremmo avere anche ospite Maurizio Costanzo? Magari. Ha scritto il libro, è vero. Libro nuovo. Come si chiama? Non mi ricordo. Lei ne scrive tanti, quello che non ho detto nel libro prima. Ecco, una fantastico. roba del genere, credo. Okay. Ora, tra un po' mi chiama e mi dice che è, non c'hai manco il titolo del libro. Esatto. Guarda che noi possiamo anche chiamare in diretta, perché è bello chiamare all'insaputa i personaggi. Che farà a quest'ora? Un numero ce l'abbiamo, cioè arrivare a Costanzo non è facile, non è come chiamare Pippo Baudo, basta fare un numero a caso in Italia lo trovi. Pippo Baudo è così, è vero, Immagini, fai un numero a caso, pronto, chi è? Sono io! Lui compare ovunque. Io potrei, guarda, fammi dare un'occhiata, facciamo tutto in diretta, allora scusate, vediamo, cotto. No, ma se risponde butta giù che lo chiamiamo in diretta. No, ma non è in onda lui a quest'ora? Boh. No, lui è passato al pomeriggio, giusto? Allora sì. Chi è che viene qui a prendere? Vediamo. Attenzione. Questo è il numero. Allora, mandiamo la canzone, quella di Carolina Morace. Vai, i nuovi cedrini. I nuovi cedrini che tu non avevi mai sentita. Allora, la canzone di Carolina Morace è molto carina, di questo ragazzo che avrebbe come desiderio di far l'amore con Carolina Morace. E manda questo messaggio musicale a Carolina, che se vuole può anche chiamarci, noi la metteremo in contatto con i nuovi cedrini. Con i nuovi cedrini. Va bene? Attenzione, cos'è? Maurizio Costanzo, eccolo qua, scusate, il libro si chiama E che sarà mai. È una frase che lui dice sempre, no? Che sarà mai. Allora, attenzione, nuovi cedrini, Carolina Morace, sentite il pezzo veramente. Nel frattempo proviamo Maurizio Costanzo in diretta. Se lo trovate, se squilla, mandateci lo squillo in diretta, in qualsiasi momento. Sogno allenamenti duri, un campo di pallone, vesto fili d'erba con la grinta d'un campione, ma il campione la sua grinta invece la rivuole per autografare al bimbo la celebrità. È staccato, mi dicono. Oh Carolina Morace, l'idea mi piace, quella di far l'amore con te. Io la trovo meravigliosa. Odore di spogliatoio, le tue gambe, il rasoio, sognando nella doccia, io e te. Il prefetto Serra presenta un opuscolo antistupro, in copertina la foto di Rosy Bindi. Per i tuoi capelli biondi da baciare, per il tuo carisma che sta giusto alla metà. È dentro le canzoni ormai. La gentilezza e il macismo del pallone, curva dopo curva il tocco, la rotondità. Oh Carolina Morace, l'idea mi piace, quella di far l'amore con te. La cantiamo tutti qua. Appassionata, dolce, determinata, esultante come fossi un tuo gol. In prima pagina qua sul Libero, nascono due gemelli, pensate, in Inghilterra, uno è bianco e l'altro è nero, il padre ovviamente è Michael Jackson. Sì. O Moggi, perché uno dei due. È vero, tra una decina di minuti arriverà Paolo il Bello, Paolo Belli, quindi rinominato. Cosa hai preparato, Cremonesi, per l'arrivo di Paolo Belli? Sotto questo sole, ladri di biciclette, sbatti ben su del bebop. Cosa? Sbatti cosa? Sbatti ben su del bebop. Sbatti ben su quel bebop. Esatto. Quella lì. Vedi? Cremonesi studia, sembra un pirla. Studio. Bravo. No, ma guarda che bravo. Vero, bravo. bravissimo. E tu sai come si intitola il nuovo CD di Paolo Belli?
Vedi che lo I grandi successi di Paolo Belli. No. Un cretino. No. No. Croce, cos'è? Più belli di così. Più belli di Più così. belli di così, bravo. Vedi? Più belli di così per gli amici in radio che non hanno visto il gesto, ha fatto il gesto dell'ombrello rivolto a me e a te. Invece per chi ci può vedere, perché sappiate che qui ci vedono in questo momento su radio2.rai.it ci stanno guardando perché ci sono delle webcam messe sparse anche sotto le sedie. Ovunque. Sono dappertutto. Senti, terreno minato, proviamo a chiamare il Vaticano? Ragazzi, c'è molta polemica su sta storia, molta polemica, non si può fare satira e comicità su cose che riguardano il Vaticano. Fabio Fazio, il mio grande amico, è stato tra l'altro il quarto fra gli ecologisti. Vedi, dopo di me. Sì, dopo. Perché lui inquina col pizzetto, dietro lui inquina col pizzetto, Papa. c'è il pizzetto, quelli col pizzetto inquinano, che mangiano, gli rimane sporco qua e portano in giro le scorie, microbi e scorie. Vero. No, ma dicevo che Fazio è stato ripreso, sai, perché certo c'era Letizzetto che parla del Cardinal Tonini, di Tettamanzi. Noi siamo fortunati ad avere questa linea diretta. Noi con Padre siamo Gheorghe. noi abbiamo Padre Gheorghe, che siamo culo e camicia, insomma. Facciamo solo camicia, dai, siamo camicia. Esatto, che è quella persona molto avvenente. Bello come il sole. Ci sono donne qui in sala? Sì. Che ne pensate di Padre Gheorghe come donna? Vi piace? Sì. Toglietegli un attimo l'abito talare, se lo vedeste per strada. Jeans e maglietta. No? No, c'è una signora in prima fila, dice completino da tennis. Le piace il completino da peccherebbe lei? Con Padre Gheorghe peccherebbe, signora, peccherebbe? Lo vedo giocare a tennis. Dove? Non glielo posso dire. Come no, andiamo No, a tutti parte là. gli scherzi, è una battuta o sul serio? No, signora, veramente? Sul serio? Non mi dica dove, ok. Sul serio? Allora, perché lo vede? Lei va in questo posto a fare cosa? A giocare a tennis. Ah, quindi in un circolo pubblico, circolo privato, polare qui romano. Artico. A Roma? Che zona? Diciamo che si vede la cupola? Proprio se no mica ci gioca a tennis, perché lui deve vedere che ogni tanto il Papa esce e fa Giorgio! Torna a casa che è tardi, certo. E lui torna giustamente. Certo. Deve essere a tiro di... Ah sì, ma pensa a te qui. Si vede la cupola. Che posto sarà? Corleone? No. Vicino a San Pietro. San Pietro. Qualcuno mi suggerisce sull'Aurelia. Sull'Aurelia? Beh, se uno fa due conti su Roma, qualche circolo c'è. Circolo dove si gioca c'è Aniene. Poi c'è Canottieri Roma, non è? Poi c'è il Due Ponti. Neanche. Due Santi, si vede la cupola, quindi, no, perché sarebbe stato carino andare a trovarlo con la radio, col microfono e sentire. Quanto state? Il Quinti Cizero! Meraviglioso. Sentiamo, chiamiamolo. Chiamiamo quello vero, dai, un attimo, adesso non ironizziamo. Sentiamo cosa sta facendo Padre Gheorghe. Sentiamo, un attimo. Sta provando a mettersi dopo ti sveleremo dove gioca a tennis Padre Gheorghe, sentiamo. Che è? Pronto? Ma forse parla in giapponese. Sta ricevendo un diplomatico giapponese. Padre Giorgio, cosa fa, scusi? Stavo prendendo lezioni private di judo. Ma insomma, judo, non le sembra un po' eccessivo visto il ruolo che ricopre e specializzarsi nelle arti marziali? Comunque volevo dire alla signora che voi avete in prima fila, fatti i fatti tuoi. Ecco, giustamente, perché non si può svelare così dove un alto prelato va a giocare, ha ragione. Dicevo, ha ragione. Senta... Veramente, la gente non sa farsi mai i mazzi suoi. Mazzi, uso il nome di un prete per Don dire... Mazzi, certo, ha ragione. Senta, dicevo, non le sembra eccessivo l'arte marziale visto il ruolo che ricopre? Assolutamente no! Ne ha steso un altro. Tu lo sai che Sua Santità è cintura nera di karate? Ma non credo, dai. Terzo don. Terzo don, dai. Senta, ma il Vangelo non diceva di porgere l'altra guancia? È vero. Allora, queste apvausi o si fanno tutti o non si fanno. Ha ragione. Lui è tedesco preciso.
Padre Gheorghe. Dicevo, è vero, il Vangelo diceva di porgere l'altra guancia, ma non dice che non devi schivare con una mezza rovesciata rotante e colpire con un calcio allo sternocleidomastoideo. Ma non facciamo solo sport violenti, facciamo anche atletica. Ad esempio, quali discipline? Il santo in lungo. Poi facciamo il santo in alto, ovviamente, e il santo colasta. E poi? E poi? Ce n'è un'altra? Sì. Facciamo una gara. Facciamo una gara di potenza. Potenza? Sollevamento preti. Ho capito. Senta, Padre Gheorghe, ma lei non fa un po' troppa attività fisica? Diciamolo, Dobbiamo farla perché ci muoviamo sempre in macchina. Ah, e che macchina usate? Ovviamente, tu sai, una Fiat Voluntas Dei, interno in porpora, con congegni innovativi. Congegni innovativi? Ad esempio quali? Non lo posso dire, sono segreti. Uno, ce ne dica uno. Quando ad esempio cade qualche goccia di pioggia sul vetro anteriore, scatta automaticamente un meccanismo. Ah, vabbè, si azionano da soli i tergicristalli. No, smette di piovere. Ah, vabbè. Grazie. Aspetta, che fa? Devo dire che la gente qua, il pubblico è molto contento, tante volte uno bravo Baldini, bravo Fiorello, ma noi diciamolo che non siamo soli, vogliamo dire che non siamo soli, ma abbiamo un gruppo di autori che noi menzioniamo solo alla fine, ma Viva Radio 2 è fatto soprattutto da loro. Noi siamo, è un po' come una squadra di calcio dove io e te siamo le punte, no? Siamo le punte, ma abbiamo una difesa e un centrocampo, devo dire, veramente forti, e questi nomi vanno menzionati più spesso perché bisogna... Andiamo in ordine di grassezza? No, in ordine Ciccio Bozzi. Da Palermo Ciccio Bozzi, poi c'è in ordine di grassezza dobbiamo andare a Riccardo Cassini, poi Alberto Di Risio e poi l'osso che cammina, Federico Taddia, che è un incrocio tra Harry Potter e Fassino, perché sacco di mestoli. Per visualizzare Federico Taddia basta guardare Rai 3 quando c'è quel programma che si chiama Screensaver, quel programma che è di ragazzi, dei filmati dei ragazzi, e lui il conduttore e fa anche l'autore, ma non è che lavora solo per noi, lavora anche con Floris. Certo, fa non lavora con Flores, lavora anche a Ballarò, pensate, che vuoi fare? Non tutti sono perfetti. Poi, insomma, poi c'è... Ciao, papà! Ecco, Marco Lui si è detto anche papà, ciao, perché lui è il nostro backstage. Ciao! La redazione, la Betta Farina, Robertino Testarmata, e con questo abbiamo concluso. Ciao, ci vediamo. Abbiamo finito Radio Promozione. No, non è vero, torniamo. Ciao, mammina la Cari piedi, vi devo proprio parlare. Basta con le scarpe scomode strette in punta nel tallone. È ora di cambiare vita e Stonefly è la risposta giusta. Un vero e proprio laboratorio del comfort che studia nel dettaglio l'anatomia del piede. Per Stonefly è quasi un'ossessione creare la scarpa perfetta. Guardate che scarpe, morbide pelli, tecnologia d'avanguardia, linee bellissime e idee sempre di tendenza. Stonefly, calzature uomo, donna, bambino. Stonefly non me le toglierei mai. Stonefly, Absolute Comfort. Riecchici, come dicono a Los Angeles. Bravo, Baldini, siamo pronti, sta per arrivare con noi il grande musicista, lo presentiamo come musicista, ormai ha un amore con la musica che va da, credo, poi glielo chiederemo, da quando era bambino, credo che abbia già avuto una... Si chiudeva in bagno con il contrabbasso. Non so cosa suona Paolo Belli, il suo strumento è il pianoforte, la chitarra, la batteria, il flauto, il sassofono, il basso, li suona tutti, pensate, suona tutti, tromba, la suonerà. Ma quella un po' meno. Un po' meno. Sta imparando. Adesso. Beh, ce lo dirà sicuramente. Lui, guardate, le porte si aprono e ora come Poppo Bello! Fai una musica da Paolo Belli, dai, qualcosa da Paolo Belli, vediamo. Tipo. Sentiamo. Ecco. Aspetta. Certo, noi abbiamo tempo. Metti Mines. Sto studiando, sai, per diventare gay. Signori, eccolo qua, direttamente da Carpi, Modena,
a Viva Radio 2 Paolo Belli. Sbatti ben su del Big Bang, non voglio più parlare con te. Vai. Non riesco mai a vederti da sola e a me non rimane che il jazz. Pur di non subire questa rumba qua, te che mi succide sono di cia cia cia. Tu, lei, le nonne e poi, ma anche la dai, tutti sanno di noi. Ma tu non pensi a me, voglio fare l'amore ma da solo con te. Ehi Baburiba, ehi Baburiba, ehi Babba. Incredibile Paolo Belli. Buongiorno. Voi dovete sapere che Paolo Belli, intanto dico sta cosa Paolo, grazie di essere venuto, perché tu porti gioia e allegria. Grazie. Perché tu c'hai proprio già l'aspetto è positivo, già uno arriva, subito si mette immediatamente. Voi dovreste vedere, io ho visto Paolo Belli in azione dal vivo, non in televisione. Ti ricordi Milano, una serata occhiali tempo fa? Zara. Non ti ricordi, non ti ricordi. Vabbè, ne fai talmente tante, a me in una c'ero anch'io. Come no. Devo dire, dal vivo. No, sai cosa stavo pensando? Ti ricordi in quel viale con gli occhiali che giravano? No, quello mi veniva. Ho detto occhiali. Ok, perché non si può fare la pubblicità. Certo, però occhiali. Ok, ho capito. Ti ricordi Vogavamo? Come no, certo. Allora, io mi Vladimir Luxottica, ti ricordi? E io lì vidi Paolo Belli con tutto. Quanti eravate? Quanti siete quando andate alla La metà di 1000. La metà di 1000. Ma fanno, vi posso dire, fanno uno spettacolo live che se dovete fare, amici che ascoltate la radio, battesimi, comunioni, cresimi, feste, aziende, qualsiasi cosa, c'è lo spettacolo, quelli li chiamano lo spettacolo sicuro. Cioè tu vai lì, prendi Paolo Belli e la sua orchestra e passi 2 ore che proprio ti diverti come un passo. Grazie. Ma no, ma veramente. Grazie. Lo dico proprio. E allora se devo dirti quello che penso è perché io mi ispiro a uno che è molto grande. Chi è? Fiorello. Ma va, ci sono, sembrano frasi fatte ma è la verità, ci sono dei punti di riferimento che uno ha, no? Da quando è bambino. Io da quando ero bambino ho cominciato a seguire Louis Armstrong, Buscaglione, Arbore, no, ho seguito un determinato di James Brown, delle persone, John Belushi, che hanno sempre dato quello che poi io vorrei dare al pubblico, cioè il sorriso. Il sorriso è carico. E ultimamente io mi sto ispirando a uno che sta portando il sorriso a tutti, che è molto bravo, che si chiama Rosario Fiorello, capito? Io accetto. Facciamoci un po' di complimenti, dai. Diciamo qualcosa pure di Baldini. Allora, di Baldini. Io siamo un Viola e uno Juventino, complimenti se ne possono fare. Io ti giuro, mi sto ispirando perché da quando comincio a lavorare che io riesco veramente a mettere sempre soldi da parte, ad avere un futuro quasi perfetto, non mi manca non un debito, quindi io voglio ispirarmi ora per a Baldini? A Baldini, perché voglio che la mia vita abbia un certo scatto, una svolta, quel sottile piacere del debito e quindi mi ispira un grande personaggio che in questi fatti è veramente Fabio Solari, il numero 1. Fabio Solari. Senti, tu mi hai nominato prima, intanto abbiamo detto Cremonesi ha fatto la pubblicità al tuo CD che si intitola com'era Più belli di così. Bello come titolo, Più belli di così, insomma è un... Sì, perché sono delle canzoni nuove e alcune canzoni vecchie che non si trovano più in giro. Tipo? Tipo Sotto questo sole, La delle biciclette, Dr. Jazz e Mr. Funk, Sbatti ben su del Biba, che sai quando vai a fare i concerti, perché non li faccio solo ai matrimoni. Lo so. No, però chiamate matrimoni. Io pure, io ci sono sempre. Noi ci sostentiamo con quello perché non facciamo. No, anche perché ci va di famiglia, no? Certo. Soprattutto la mia. No, dicevo che abbiamo sempre questo problema quando facciamo i concerti, che poi la gente finito il concerto dice: ma dove troviamo i tuoi dischi? Non li troviamo più. Allora adesso potete andare in tutte le edicole. Edicole? E nelle edicole, fra qualche settimana anche nei negozi, però per adesso lo trovate nelle edicole, chiedete Più belli di così, trovate canzoni nuove, le canzoni vecchie di Paolo Belli che non trovereste più da nessun'altra parte. Al prezzo di 9,90, quindi meno di così. Non so cosa possiamo. Ragazzi, 9,90 manca parte. Che poi uno se lo mette a cazzo, amici, balliamo, ci divertiamo, metti su bel bibo e ti diverti. E scatta la festa. Ma se io ti dovessi dire James Brown. Wow! I feel good. I want a good time. Hanno presa. I feel good.
finale comunque. Ah, era il finale, dai, era il finale. So good, so good, I gotta do. Tutto al volo, senza dire manco la tonalità. Niente. Che tonalità era questa? Re maggiore. Re maggiore, penso, no? Re maggiore. Tu la prendi diretta così? Ma no, è che quando fai wow, I feel good è praticamente mezzo parlato, poi sono cavoli loro. No? Ah, hai capito il trucco. Ma senti, se io ti dovessi dire la tua canzone, qual è il pezzo che ti piace di più in generale? Azzurro. Ci sono due canzoni, italiane Azzurro e straniere What a Wonderful World. Queste sono le mie canzoni. Allora noi facciamo 40 secondi di Azzurro e What a Wonderful World, non so se la sai, Cremonesi. Partiamo con Azzurro, dai, partiamo con Azzurro. Se vuoi la suono io al pianoforte dopo. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge, io sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi vengo in treno e vengo. Dove? Vengo da me. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Bravo! E adesso fratelli l'Italia se desta del municipio, se c'entra la testa. Ciao! Signori, mi piace perché sono venuto stamattina a fare le prove, abbiamo provato un sacco di cose, poi come sapevo, come sarebbe successo, di quello che non si abbiamo fa provato. niente. Ma questo è il bello di venire da e te. questa qua cos'è? Questa qua? Dov'è le parole? Ah, non ci sono. My blood is true. Blood is true è perfetta. Just me and you. E Us Me and You non ne parliamo. Shut the window, please. Shut the window, please. Because the pen is. Where is the pen? The table. On the table. The cat? Yeah. The cat is near to my dog. It's finished. E finisce qua. Now. Ma scusate, cosa avete provato voi stamattina? Io non c'ero. Abbiamo provato una canzone che mi piacerebbe. Posso fare un duetto con te come Quale? si deve? Ma come fanno i marinai? Ma quelli di Anna De Gregori? Sì. Io faccio. Chi faccio? Tu fai De Gregori. De Gregori. Ciao Francesco. Ciao. Questa si fa subito. Il pubblico che deve fare? Chi è che inizia? Stop, babbo. È un po' reggae, eh? Ma dove vanno i marinai con le loro giubbe bianche, sempre in cerca di una rissa, di un bazar? Ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche, sempre in cerca di una bimba da baciare? Ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto? Vanno a prendersi l'amore dentro un bar. Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Ma come fanno i marinai a riconoscere le stelle, sempre uguali, sempre quelle dall'Equatore al Polo Nostro? Come prima. Enrico. Ma come fanno i marinai a baciarsi tra di loro e a rimanere veri uomini? Però adesso Enrico è intorno al mondo senza amore, come un pacco postale, senza nessuno che gli chiede come va. Col cuore appresso una donna senza cuore. Chissà se ci pensano ancora, chissà. Voi. Pa, pa, pa. Stevie Boom, boom, boom. Resta in quella tonalità.
Ma dove vanno i marinai? Mascalzoni ed imprudenti, con la vita nei calzoni, col destino in mezzo ai denti, sotto la luna puttana ed il cielo che sorride. Ma come fanno i marinai con questa noia che li uccide? Addormentati sopra un ponte, in fondo a un malincuore, sognando un ritorno che smaltiscono il cuore. Affaticati dalla vita piena di zanzare, di trovare gliene frega di trovarsi in mezzo al mare. Un mare che più passa il tempo e più non sa di niente, su questa rotta inconcludente da Genova a New York. Ma come fanno i marinai a far a meno della gente e a rimanere veri uomini? Però ora intorno al mondo senza amore, come un pacco postale, senza nessuno che gli chiede. Ehi, come va? Francesco! Col cuore appresso a una donna cannone, chissà se ci pensano ancora, chissà. E Paolo Belli con noi, Fiorello e Marco Baldini con Come fanno i marinai. E su questa prima parte con il nostro Paolo Belli noi ci fermiamo. Pubblicità, dai. Perché abbiamo una pubblicità da smazzarci e subito dopo torniamo ancora qui con Viva Radio 2. Subito! attenzione, Viva Radio 2! Piero, vai sul Citroen Jumper a prendere 5 scatoloni da imballaggio. Sì, ma dove sono? Appena entri vedi un frigo, accanto trovi un pianoforte, ecco, passagli sotto e raggiungi il motoscafo e da lì prosegui oltre. Il nuovo Citroen Jumper ha il 20% di spazio in più e compreso nel prezzo hai 5 anni o 120.000 chilometri di manutenzione programmata ed estensione di garanzia. Acquistalo entro il 30 novembre. Citroen ti offre il corso di guida sicura sui veicoli commerciali. Scoprilo anche domenica 29. E poi, quando sei lì chiedi. Uliveto e Rocchetta sono molto utili al tuo benessere e alla tua bellezza. Uliveto ti aiuta a digerire meglio. Rocchetta ti depura da scorie ed elimina i liquidi in eccesso. Uliveto e Rocchetta sono acque della salute. Girare a destra. Oggi sei irresistibile, ma parliamo d'altro, tipo attento alla velocità, più avanti c'è un autovelox. Comunque oggi in foto verresti benissimo. TomTom Go, il navigatore satellitare portatile. Istruzioni vocali e segnalazione autovelox. Ti dice tutto ciò che vuoi sentire quando sei in auto. Vai su tomtom.com. Carlo, siamo concorrenti da 30 anni, ma ora devi dirmi come fai oggi ad avere tutti questi macchinari all'avanguardia. È il tuo nuovo contabile, vero? No, è il nuovo leasing Banco Posta. Il cosa? Ah, Giulio, ormai il leasing si fa alle poste. Da oggi, anche con il conto Banco Posta Office puoi prendere in leasing tutte le attrezzature e i veicoli necessari al tuo business. E fino al 31/12/2006 il leasing Banco Posta conviene di più. Chiama l'800 160 000. La richiesta è soggetta a valutazione da parte dell'istituto di credito erogante. Fogli informativi presso gli uffici postali. Poste Italiane. Quando sei Gino Paoli, canzoni da ricordare. Eravamo 4 amici al bar. La prima vera raccolta di Gino Paoli. Un altro amore. 3 CD a prezzo speciale. Con interessi o senza interessi? Senza interessi! Chi parla? Chi siete voi? Siamo i gommisti Mastro. Acquista 4 pneumatici Michelin per auto, 4x4 e camping cars. Paghi dopo 60 giorni con 10 rate mensili senza interessi. Tane TAEG 0%. Cerca il Mastro più vicino su www.mastromichelin.it. Messaggio promozionale, offerta valida fino al 29/12/2006. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi disponibili anche presso i punti vendita Mastro aderenti all'iniziativa, salvo approvazione di Compass SPA. È bella, è forte, con tanto carattere e poche pretese. È la Nordica Extra Flame, la collezione di stufe a legno e pellet da vivere ogni giorno. La Nordica Extra Flame. Riscalda la vita. Numero verde 800 912262. Ci risiamo, viva Radio 2, via Asiago, eccoci. Paolo Belli, nostro Ciao, ospite. scusa, allora Paolo Belli.
Abbiamo qui, è bello perché dal pubblico partono le richieste, c'era il signore che faceva Camilleri, e l'altro chiedeva l'avvocato. Per quanto riguarda Camilleri, poi dopo ci pensiamo. L'abbiamo incontrato tra l'altro ieri, ci ha incontrato e noi eravamo affacciati alla finestra della nostra redazione che dà su via Asiago e lui è passato da sotto. Giro, no? Sì, con la coppola nera, ovviamente sigaretta in bocca, io mi sono affacciato e gli ho detto maestro Camilleri! Lui ci ha messo 20 minuti per girarsi, alzare la testa e dire Fiorello. 20 minuti, tutto, 20 minuti. Vero. E poi face, che sta facendo? E siccome il dottore gli ha detto che lui deve camminare ogni giorno, deve camminare. Allora, siccome lui si annoia, sai che cosa fa? Esce di casa e fa il giro dell'isolato, fumando. Certo. Perché fumando e deve camminare mezz'ora al giorno, tipo così. E lui per fare il giro dell'isolato ci mette mezz'ora, perché certo, è 1 chilometro, certo. ma piano piano, tranquillo, non mi devo stancare. Certo. Allora, c'è una notizia. Un'agenzia? Sì, ma lo so che è brutto fare battute su quando qualcuno se ne va, ma noi è anche un modo per esorcizzare questa brutta bestia che va alla morte, cosa che prima o poi tutti dovremo incontrare, chi prima. Ah, tutti dovrete incontrare? Sì, tutti, dovremmo anche tu, caro Paolo Bello. Se continui a mangiare così la incontrerai presto, sappia. Sì, rubava le biciclette. Sapete che ieri sottoterra. Ieri è morto il grande pittore, sai. E va da applauso, io non capisco quando muore uno che gli fanno l'applauso, cioè come dire meno male. No, che c'è? No, è morto il grande Pittorio, cioè il grande pittore Emilio Vedova, morto ieri, sapevate? Porca miseria, sono ricco! No, perché? C'ho un vedova in casa. Nera? No, c'ho un vedova davvero. Ma veramente? Non sto scherzando. Non sto scherzando. No, sto scherzando davvero. Cioè, avere un vedova oggi è... Ma non proseguo. No, vai avanti ormai, tanto più esorcizzato di così, dai. Si ride queste cose qua. Che è morto a un'età, voglio dire che io metterei la firma. Ragguardevole. Quanto? Oh, ma non è vero davvero, No, sto dicendo proprio quanti anni? No, perché già c'erano quelli col seghetto che stavano a casa. Quanti anni non aveva? È vero niente. Quanti anni aveva? Di preciso non però, lo so. 87. 87. Emilio Vedova, la moglie di Chiara, per me non cambia nulla. Sempre vedova, Lo so, non bisogna, non si però potrebbe, è più però. forte di noi. Certo. E invece ieri purtroppo Fiore non ti ho sentito. Ne abbiamo parlato. Però mi dai un do maggiore. Do maggiore. Già so. Cos'è? Da povero me. Povero me. Che adesso le parole non mi vanno. Sono caduto dalla nave, sono caduto. Mentre a bordo c'era un ballo, onda su onda, il mare ci porterà nelle canzoni. Ma non mi ricordo. Ciao Bruno Lauzi, ieri abbiamo messo proprio una canzone sua. Immaginavo. E allora io direi tu sai che noi da un po' di tempo che ci eleviamo culturalmente perché abbiamo con noi un grande professore, il professore per antonomasia, Umberto Eco, grande scrittore. Allora pregherei di applaudirlo con piano perché non gradisce molto, lui è un uomo colto. Ecco, forse è il più profondo conoscitore della lingua italiana, direi. Ecco Baldini. Lei dice la lingua italiana, si fa presto a dire la lingua italiana, una lingua che usiamo e sensata milioni di persone, ma allora perché? Perché? Mi fa schifo bere dal tuo bicchiere, poi però usiamo tutti la stessa lingua. Beh, questa cosa non ci avevo pensato, in effetti, professore. La lingua. Già all'epoca dei Rosa Croce, alcuni scismatici avevano notato che la lingua batte dove il dente duole e questo la differisce dalla mignotta che batte dove il cliente vuole. Professore, che le devo dire? Sono misteri della grammatica. Ma per non parlare di Niccolò Tommaseo. Eccola. Niccolò Tommaseo. Autore di uno dei primi dizionari della lingua italiana, che si domandava perché? C'è gente senza peli sulla lingua, ma col pelo sullo stomaco.
Da dove è passato questo pelo? Come ricostruire l'itinerario percorso dal singolo bulbo pilifero? Basta così, grazie. A volte rimaniamo stupiti dalla sua infinita cultura, ma come fa? Ma basta leggere. Leggere molto. Mi ricordo che già in prima elementare, davanti a tutta la classe, io leggei la Divina. Professore, ha detto leggei, si dice lessi la Divina Commedia. Lessi la Divina Commedia. E io che cosa ho detto? Leggei. No, non si adiri. Non si adombri. Professore, no, non si affranga, per favore. Non è niente di male, lei. No, non pianga, non si disperi. No, stia calmo, adesso sta rollando i motori, attenzione. È in fase di decollo. È partito, adesso è decollato, non lo ferma più nessuno. Volteggia nella stanza, riparsa a volo radente. Adesso risale in aria. Sente la respirazione. Passato 2 volte, prima avanti e poi indietro. Questo era un volo a velo radente. Grazie al professor Umberto Eco, ogni tanto si adombra, ma non deve. Lo so, che Umberto è Umberto, Umberto. Allora, lei fa di cognome Belli, ma per Belli non si intende prestanti, affascinanti di bell'aspetto? Allora io le domando, lei è stato adottato? Caro Paolo Belli, senti Belli, facciamo invece un pezzo del tuo repertorio classico, fatto bene perché Cremonesi ha scritto anche i fiati apposta, quindi... Vogliamo fargli un applauso, che è forte davvero lui, la sua band. Allora, siete pronti ragazzi? Sotto questo sole. Vai, canta a te che io non c'ho manco il testo, È tutta tua, vai. Paolo Belli, sotto questo sole! La faccio finita. Questo è Fiorello. È meglio sparire. Vi lascio una fotografia. Baciavo la cara. La faccio finita. E fammi il piacere. Che cosa dovrei dire io? Mi han sorpreso con Mina. Salve Paco Pegna, sono pronto. Ruba la bici e andiamo chi lo sa. Si parte sul serio, dai, partiamo la grande, partiamo da star. Sotto questo sole bello pedalare, sì, sotto questo sole rossi col piatone. Sotto questo sole bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone. Vogliamo sentire solo voi. Ma neanche da bere. Sotto questo sole bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone. Neanche da bere. All right. Yeah. Sotto questo sole purtroppo una protesta, Fabio Fazio protesta perché a Viva Radio 2 si continua a parlare di sole e situazioni atmosferiche. Vabbè. Lo fa lui questo, ha ragione. Scusate, ma Paolo, sì. Poi dopo sentiremo anche un estratto, come si dice, dal CD, così sentiamo anche i suoni, come è fatto questo CD, perché tante volte non ci sentiamo un CD, si fa presto a dire CD. Quindi bisogna... ora è un momento serio, abbiamo una causa. Sì, ci colleghiamo con il tribunale qua vicino. Ci colleghiamo al tribunale perché le cause penali, il nostro avvocato Messina. Le incredibili arringhe dell'avvocato Messina. L'aula è piena, sentiamo se l'avvocato c'è già. Il giudice, eccolo. Signor giudice, signore della corte, sono esterrefatto.
per la superficialità con cui si è arrivati a giudicare il mio cliente, guardate. Ma meglio di no, dai. Non c'è straccio di prova, nemmeno il più flebile inizio che giustifica la richiesta della sua presenza in quest'aula. Indizio. Io mi chiedo su che cosa si basa l'impianto accusatorio, su quali indizi? Un attimo, prima si faccia aprire il microfono. Signor giudice, se vuole parlare, se volete aprire il microfono, che se no è inutile che scaviamo Avvocato cose. Messina, Sì. mi sente? Scusate un attimo, io mi chiedo, le voglio richiedere di nuovo. Un attimo, io gli voglio chiedere su che cosa si basa l'impianto accusatorio, su quali indizi. Le stavo dicendo appunto che nel bagagliaio della macchina del suo cliente sono state trovate 2 teste mozzate. E allora? Così? È inutile che l'accusa continua a insistere su questo particolare delle 2 teste mozzate. La domanda che dobbiamo farci è: di chi sono quelle 2 teste? Del mio cliente? Ovviamente no. E chi siamo noi per dire di chi sono quelle 2 teste? Chi siamo noi per dire chi è Caino e chi è Abele? Chi siamo noi per dire chi fermerà la musica o chi ha incastrato Roger Rabbit? Chi siamo noi? Ma piuttosto domandiamoci: come ci sono arrivate lì quelle 2 teste? Con le loro gambe? No, dicevo. Se no le avremmo ritrovate insieme alle teste. Ma chi dice, signor giudice, che è stato il mio cliente? Ci sono forse dei testimoni? No, perché altrimenti avremmo trovato anche le loro teste nel bagagliaio. Non in senso stretto, signor giudice, se fa per parlare, signor giudice, no? Capito cosa intende dire, no? Potrebbe essere stato chiunque. 2 ragazzini che hanno fatto sega a scuola. E che per scherzo le hanno buttate nel baule, o forse qualcuno che le ha appoggiate inavvertitamente, o uno che ha sbagliato macchina e che ha una Skoda rossa del 72 proprio come quella del mio cliente. Possibile, non ce ne sono 2 in Europa, penso. Le teste si perdono, signor giudice. Chi di noi non ha mai perso la testa almeno una volta nella vita? Silenzio. Che siamo? Lo spettacolo qua, cosa è seria? Imputato. Che c'è? Se condanniamo quest'uomo, che dire di questi che abbandonano i cani in autostrada? Di questi che lasciano libere le tartarughe nei laghi? Di questi che dal fornaio chiedono sempre le rosette ben cotte e tu ti devi beccare quelle crudi? Ve lo ricordate il film Il collezionista di ossa? Ve lo ricordate? Ecco, dimentigatelo perché ho sbagliato il film. Volevo dire Totò Sceicco, ma mi è uscito questo, scusate. Detto ciò, signori della Corte, vi invito a dare il vostro... È una parente dell'imputato che... Dicevo, detto ciò, signori della Corte, io vi invito a dare il vostro giudizio non con la testa, che mi sembrerebbe anche offensivo e di cattivo gusto date le circostanze, ma col cuore. Per cui, signor giudice, sicuro di un suo verdetto favorevole, attendo che il microfono si apra e lei può darmi il suo giudizio. Visti gli articoli 537, 712, 426 del Codice di procedura penale, questo tribunale condanna l'imputata alla pena dell'ergastolo. Ora, signor giudice, se lei mi dà l'ergastolo redendo, è veramente una cosa... Sempre gli stessi 3 articoli. Ma li possiamo cambiare questi articoli? Che poi un nostro amico avvocato mi ha detto che questi numeri non esistono proprio. Non esistono proprio come articolo, lei mi condanna quest'uomo a ma come l'ergastolo, scusi? L'ergastolo. Ma frega. Zitto, poteva andare peggio. Ma come andare peggio? Poteva andare peggio. Fidati che la Skoda non aveva passato manco la revisione. Bene. Allora, vogliamo sentire la canzone di Belli?
La canzone che è inedita, vero? La puoi trasmettere? Sì, si può tagliare. Allora, sai, se la trasmetti, tu sarai il primo in Italia a trasmetterla. Davvero? Non è mai è uscito in questi giorni, però nessuna radio ancora abbiamo dato l'autorizzazione. Dillo con un bacio. Enrico, mi dai un re maggiore? Re maggiore, Ecco. Tutti assieme. Dillo con un bacio. Vai. Dillo con un bacio. Chiudi gli occhi, senti che arriva il brivido. Sulle mani. Dillo con un bacio. Questo è il disco, quello di prima era live. Senti che arriva il brivido. Adesso devi dirmelo, il tuo sorriso. Dai, playback dal vivo. Cosa nasconde, dimmelo. Oggi il tuo viso è meraviglioso, ma è malizioso. E allora adesso dimmelo. Dillo dolcemente, dillo con un bacio. Chiudi gli occhi e non parlare. Dillo con un bacio. Sorridendo senti che arriva il brivido. Sì, dai, dammene un'altra e ancora un altro subito, che non resisto. È troppo bello il fremito, sai, non ho capito, ma è stato splendido, sono svenuto, senti il mio cuore che battito. Dillo dolcemente, dillo con un bacio. Chiudi gli occhi e non parlare più. Dillo con un bacio. Sorridendo senti che arriva il brivido. È un linguaggio universale, usalo sempre di più. Non aver timore, è un linguaggio splendido. Dillo dolcemente, dillo con un bacio. Chiudi gli occhi e non parlare più. Dillo con un bacio. Più belli di così. Sorridendo senti che arriva il brivido. Senti che arriva il brivido. Senti che arriva il brivido. Dillo con un bacio. Chiudi gli occhi e non parlare più. Tutte. Dillo dolcemente, dillo con un bacio. Sorridendo senti che arriva il brivido. Senti che arriva il brivido. Senti che arriva il brivido. Grazie. Bravo Paolo Belli dal vivo. Grazie a te. È grande bella, Del Noce, sai? no? È la canzone di Del Noce. Perché? Questa, dillo con un bacio. Piero. Allora, Piero, nel frattempo guarda che c'è l'amico di Blasi, ecco. regista televisivo di Più siamo meglio erano che stiamo soli noi. Sì, quello Meno siamo, meglio Lo so. stiamo. Io sto sempre scherzando, come facevo quella lì. Grazie, buonasera. A proposito, grazie, buonasera. Sì. Per la serie Come eravamo, sai che finalmente ci stanno mandando anche i numeri di telefono, ma non questa volta, non ci sono, perché sono due ragazzi, Angela e Daniele, da Riposto. Sai dove è Riposto? Sicilia? Provincia di Catania, ci ho vissuto 4 anni, ho fatto la prima, la seconda, la terza, la quarta elementare lì e poi sono andato. Hanno riposto lì e poi. Ma no, Riposto, bellissimo, appendici dell'Etna, Giarre, Riposto, sono due Catania, vicino a Cireale. Cireale, a Sì, Citrezza. bellissimo, Riposto, mi ricordo ancora il maestro Scandurra, c'era con minchia, mi ricordo
ancora. Il nome deve essere fantastico, all'epoca con la bacchetta, tan, me lo ricordo sempre, fantastico. Mi ricordo ancora i nomi dei miei compagni delle elementari, pensa. Petrella, sì, con la bacchetta, Harry Potter. C'era Petrella, Rodolico. Rodolico. Quindi tutti i nomi mi ricordano dell'infanzia. Valdostano a mare. Bello, ero bravissimo a scuola. Sì? Fino alla quinta elementare un mostro. Sì. Un mostro bravo, scrivevo subito, appena arrivato in prima elementare, proprio dopo. Dopo nella vita, bastano 5 anni, pure alle medie non ero. Il liceo è stato. All'extra large che era un casino. Comunque, Angela e Daniele. A proposito, scusate, extra large, cos'è che avevate da dire prima sulla mia taglia? No, stai benissimo. Io l'ho sentito dalla macchina. No, sei un giunco, sei bello fresco, nico. Roberto Flema, 9. Guillermo Mariotto, 8. Senti, ma come vale? Vi divertite? Molto. Guarda, devo dire, io darei il premio scioltezza a Timperi, perché Timperi è una roba è quel che si dice proprio un legno duro, nato per ballare, duro, proprio duro, una cosa incredibile. Ma lui c'ha gli occhi, lui sta al ballo come tu al calcio, uguale. Esatto. Che vuol dire questo? Famosa la destra veneziana, non passava la palla neanche se gli sparavi. Fiore la palla. Fiore ormai lo sanno tutti, io ha non fatto gioco più. solo una partita con noi. Basta, legamenti crociati, finiti. L'ho dato in beneficenza. Sono esposti in una teca. Legamenti e non solo quello, piatto tibiale che chi l'ha avuto sa quanto male fa. Racconta di nuovo la cosa. Quando è arrivato Gianni No, è arrivato Gianni Morandi. Sì, io ero per terra con il ginocchio girato dall'altra parte, quindi stavo morendo di dolore. Lui è arrivato, mi ha guardato e ha detto: dai, non ha niente, dammi la mano, su, vieni a come sa, dai. Chi te l'ha detto, Gianni? Diego Cuccia. Mi voleva alzare, io ero disperato, distrutto, veramente. Allora, Angela e Daniele richiedono un pezzo che secondo me è di una comicità. Allora, c'era Max Tortora nei panni di Franco Califano e io nei panni di Pavarotti, ed era un duetto, solo che Pavarotti, com'era la storia? Pavarotti cantava prima di lui, entrava in anticipo e Califano si arrabbiava. Ora, questa è una gag che facemmo forse 2 anni fa. 2 anni fa, è stata nel 2003, quindi 3 anni fa. Ce la richiedono Angela e Daniele, quindi sentitela anche voi qui in studio che non l'avete mai sentita. Vai, Pavarotti e Califano. Allora, sei pronto? Sì, ma dove siete? Allora adesso comincia la canzone. Allora, no, solo una raccomandazione, questa è una canzone mia, ce tengo, maestro. Allora ascolta, Franco, allora tu fai tutta la strofa, io faccio l'inciso. Un attimo, ragazzi. Moriarty, stiamo provando, andiamo, che cazzo, andiamo. Franco, ascolta, ti prego di moderare i termini. Scusa, bene. Allora, maestro, maestro Arcappolo, comincia. Sì, d'accordo, l'incontro. È l'emozione che ti scoppia dentro. Invito a cena dove c'è l'atmosfera. Aspetta, scusi, fermi un attimo. Scusi, adesso. Se lei mi fa io ci esco il cazzo. Allora, ascolta. Pavarotti in French è una cosa che va fatta così, voi cantate le vostre canzoni pop, io entro dentro con la mia arte, va bene? Non arrabbiarti, tu canta la strofa e dopo io faccio l'inciso, si era d'accordo? No, però io ho detto, io faccio l'inizio, tu arrivo via dunque e io faccio l'inciso. Sì, però prima devi e dentro di me purtroppo mi escono da sole. Capito? Io non me lo concentro, questa è la canzone mia, io ne so bevuta. Ma che è? Sì, d'accordo, l'incontro. È un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. La macchina a lavare. Aspetta, non ci si può fermare ogni 5 minuti. Ho capito? Tu mi hai detto, scusa, io adesso. Tu fai la strofa, io faccio l'inciso. Bravo, esatto. Però ancora l'inciso, non c'era arrivare. Se tu mi fai. Io mi perdo, capito? Riproviamo. Ma rotta, basta poco. E che?
E stava che cosa? Forza che tardi, so mono che devi trovare. D'accordo incontro. È l'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. La macchina a lavare ed era ora. Hai voglia? Mi facciamo parotte in casa. Io me la va Eccolo qua. Chiediamo scusa per qualche intercalare. È un po' colorito. Ma Califano era così. Non sono riusciti a fare questo duetto. Mancano una manciata di minuti. Andiamo? Sì, chiamiamolo anche perché. No, titoli di coda, abbiamo 5 minuti. Sì, certo. Allora, programma a cura di Fiorello, Francesco Bozzi, Riccardo Cassini, Alberto Dinisio, Federico Taddia e Marco Baldini. Le musiche sono del nostro maestro Enrico Cremonesi. Bambina, non puoi ogni volta. Ho capito, vai dalla mamma. Non chiamare no. Sì. Come si chiama tua mamma? Come si chiama tua mamma? Come si chiama tua mamma? Sì. Questo è il rincoglionito del papà che si fa fregare il cellulare ogni volta ci chiama. Può venire al telefono? Chiama tuo papà. Brava, chiamalo e dagli il telefono. Ma bambina, sei un po' debolina di stomachino, devo dire. Sentiamo l'odore da qua. Grazie. Vuoi attaccare? Mamma, no. Voglio Cicciobelli. Sì, ti compriamo Cicciobelli. Belli, Paolo Belli, non Cicciobelli. Ah, sì, anche un po' ciccio in effetti, bambina. Premi il tastino rosso sul telefonino. No, figurati. Ma tuo papà c'è? Sì. Dov'è? No. Con tua mamma? Mamma. E che sta facendo? No, benissimo, grazie bambina. Lasciamo perdere. Attendi se vuoi. Chiamalo, così ti dai. Dagli il telefono così lo insultiamo noi tuo papà, grazie. Bambini? Sì? Lo sai il nome allora, ma vedi che ascolti, allora capisci, non sei proprio. Puoi appendere? Chi sei? Non lo so io perché non so di chi sei figlia. No, conosco tuo papà, conosco. Sì, conosco tuo papà. Benissimo, grazie bambina. Ecco. Niente, a reazione. L'unica bambina a reazione d'Europa abbiamo trovato. Metti la seconda che grippi almeno. Ho messo la seconda. Bene, facciamo gli auguri a Rosaria per la sua laurea in medicina che è qui con noi. Ancora Umberto Eco. Auguri. Professor Eco. Allora salutiamo i musicisti: Massimo Pacciani, Carmelo Isgro, Antonello Paraduzza, Ambrogio Frigerio, Daniele Giardina, Michael Rosen. Sono tutti brutti. Sì, i tecnici: Pino Berardi, Genesio Di Jacopo, Mauro Tonini, Sassà Bellistri. Sì. La redazione: Elisabetta Farina, Alessandro Provenzano, Roberto Testarmata. Al backstage Marco Lui. La regia è di Marco Lolli. Programma a cura di Marina Mancini. E ringraziamo il nostro ospite Paolo Belli. Ciccio Belli, vabbè. Appuntamento a domani. Professore.